un'impietosa analisi di Descalzi, mentre la Cina realizza il sorpasso, sull'energia Bruxelles ha fatto autogol. Tutto da leggere a pagina 11 del giornale, mentre a pagina 14 Zelensky che apre i negoziati e dice sì allo scambio di territori. Lo avreste mai pensato? I timori, la difesa UE non basta. Trump, Kiev un giorno potrebbe essere russa. Voglio 500 miliardi di terre rare. L'Ucraina verso la cessione di risorse naturali a Washington. Il Cremlino distorce le frasi di Donald. Molti vogliono stare sotto di noi. Fatto sta, signori, che da quando è arrivato Trump, lo devo dire così oggi, altrimenti sei fuori tempo, Semivarin, il mondo sta cambiando, o almeno così dicono. Il resto del Carlino, fine vita, la prima legge in Toscana, e poi il Papa, musica, strumento di pace, ma anche la cronaca locale. Reggio, paura alla Cremonini, rogo distrugge azienda di carni. E poi ancora abusi su hostess, nuovo processo, il famoso caso del no in 20 secondi. Dalle città, la città di Bologna è la più cara d'Italia, biglietti dei bus, maxi stangata, anche la sinistra contesta l'Epore. Ma come osa? Come osa davvero? Andiamo avanti, signori, e andiamo sul Tempo, che ha sempre una copertina simpatica. L'unica faccetta nera è proprio quella di proprio lui, di Conti. Polemica sull'antifascismo, ma Conti almeno scherza sulla sua abbronzatura. Lampi prova a mettere il cappello al festival. Applausi ad Elodie che attacca Meloni. Ormai non si può più guardare in santa pace. Naturalmente c'è spazio anche sulla polemica per Vannacci. Chi gli ha pagato il biglietto? Mamma mia! E proprio a pagina 3 il Tempo lo intervista. Non mi vogliono? Me ne frego! Basta con l'ideologia rossa. Il generale della Lega: non accetto patenti morali. L'antifascismo, per me e tanti altri, non è importante. Cristian Campigli scrive: mi è stato detto che Sanremo non può diventare il palcoscenico della propaganda reazionaria e invece deve rimanere il teatro dell'ideologia dogmatica di sinistra? Roberto Vannacci riesce sempre a sorprendere, a creare dibattito intorno a sé, e venerdì varcherà uno dei templi sacri dell'intrattenimento nazionale. È stato invitato al Festival di Sanremo, è emozionato? Sarò ospite dell'associazione Sanremo Incontra, ecco chi gli ha pagato il biglietto, che mi ha invitato presso il Casinò della Città dei Fiori a presentare i miei libri e a parlare di tematiche sociali e di attualità. Il 13 sera gli stessi organizzatori dell'incontro mi hanno proposto di sedermi tra gli spettatori all'Ariston. Wow, quindi giovedì, domani, si potrebbe sedere tra gli spettatori all'Ariston. Ho accettato, chissà se lo inquadrano, se lo inquadrano. E adesso cosa succede? Ho accettato con grande piacere, non avendo mai visto lo spettacolo di persona e non seguendo il festival neanche in TV. Quindi è uno come voi, Vannacci. Per me e per mia moglie sarà una prima, e quindi attendo quel giorno con curiosità e interesse. Qua mi fermo, ma l'intervista a Vannacci prosegue oggi sul Tempo a pagina 3. Dai, un po' di polemiche, un po' di pepe in culo ci vuole. Bufera sulle tessere di Più Europa. In Campania 589 tessere in 3 giorni. Un garante non firma. Ci sono anomalie. Dopo l'inchiesta del Tempo sugli iscritti a Giuliano sotto Natale partono le accuse interne. Il candidato tesoriere ricorda che già il 3 gennaio aveva segnalato strane concentrazioni. Ne parla soltanto il quotidiano Il Tempo. Passiamo
Su Repubblica, all'interno di Repubblica, pagina 16, Salvini fa l'ultra in Israele. Tifiamo per Donald e non saremo vassalli europei. Il vice premier chiude la missione a Gerusalemme. Trump fa grandi cose. Replica Mattarella su Bruxelles. E sul voto a Berlino spero vinca la destra. Un bel articolone targato Francesca Caferri. Subito sotto però c'è Forza Italia, c'è Forza Italia. Cosa toccate? Cosa toccate? Tajani rilancia lo Ius Scholae e chiede la legge su Roma Capitale. Deve viaggiare con il premierato. Giovanna Vitale, preoccupato di finire nell'angolo, schiacciato nella lotta ormai aperta tra i due pesi massimi del governo, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che non perdono occasione per mettersi le dita negli occhi e tuttavia costretti a sopportarsi per evitare di far saltare il banco. Siamo su Repubblica, signori. Antonio Tajani prova a rilanciare, ad alzare la voce per farsi sentire. Signori, siamo proprio su Repubblica. Svestendo i pacchi istituzionali del ministro degli esteri per indossare l'elmetto del capo supremo di Forza Italia, il partito baricentro della coalizione che sarebbe sbagliato dare per scontato. Ha avvertito anche lui gli scricchioli interni all'esecutivo, assiste attonito alla gara delle bandierine sul fisco e non solo, ingaggiata dalla Lega contro Fratelli d'Italia e viceversa. Un'attenzione che rischia di ridurre i berlusconiani a comprimari, semplici spettatori di una partita che li spinge in tribuna mentre la destra si prende tutta la scena. E no! È la ragione per la quale ieri, in un sol giorno, il vice premier e leader azzurro ha prima partecipato alla conferenza stampa organizzata dal suo capogruppo alla Camera Barelli per illustrare la legge che assegna più poteri a Roma Capitale. Una proposta di riforma costituzionale che per noi presenta una priorità, ha spiegato Tajani, da far camminare in Parlamento accanto al premierato. E se pure il carroccio dovesse mettersi di traverso non c'è problema, il soccorso può persino arrivare dagli avversari. La nostra è una proposta di buonsenso, credo che anche le opposizioni non abbiano nulla da obiettare, l'avvertimento, accompagnato da un annuncio che sembra una dichiarazione di guerra. Da oggi inizia una fase importante per il nostro movimento, declinata nel corso della segreteria riunita subito dopo per dettare l'agenda agli alleati. Siccome abbiamo l'obiettivo ambizioso del 20% alle prossime elezioni, esordisce il leader azzurro aprendo i lavori, dobbiamo avviare un'azione di presenza politica molto più forte. È vero che quest'ultimo anno abbiamo dato tanto, ma ora dobbiamo fare tantissimo. Perciò abbiamo deciso di avviare una serie di manifestazioni su tutto il territorio nazionale, utili a riproporre gli storici cavalli di battaglia cari al fondatore, rimasti troppo a lungo parcheggiati nelle retrostanze di Palazzo Chigi, e dunque bene la rottamazione delle cartelle su cui Salvini non transige, ma la prima cosa da portare a compimento è l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33%, l'allargamento della soglia fino a 60.000 euro, un modo chiaro per dare un segnale al ceto medio produttivo, precisa l'inquilino della Farnesina, pronto anche a ricandidarsi, se siete d'accordo, alla vicepresidenza scusate un po' di tosse del PPE. Una riduzione strutturale in linea con il pensiero politico di Berlusconi, meno tasse per favorire la crescita. Però prosegue ancora, lo so, sto leggendo troppo, però il bello arriva adesso, eh. L'altro altrettanto gradito alle opposizioni cui Tajani sembra di nuovo strizzare l'occhio, l'altro diktat, riguarda la legge sullo Ius Scholae. Quando dico che bisogna riflettere sul dare la cittadinanza dopo 10 anni di scuola a ragazzi regolari che non sono cittadini italiani, lo dico per risolvere il problema, per evitare che diventi una bomba sociale, perché così non diventa più bomba se sono italiani, capito? Tutti i contributi offerti alla coalizione per rafforzarla, spiega Tajani, convinto che il governo arriverà a scadenza naturale anche perché c'è una forza rassicurante che si chiama Forza Italia. Ok, mi fermo. Questa è la chiamata alle armi di Tajani da Forza Italia.
Vado avanti ancora? Certo, perché su Repubblica c'è Meloni e il patto con la CISL, lavoreremo bene insieme, la Premier partecipa all'assemblea dei delegati della sigla e ringrazia con entusiasmo il segretario uscente Sbarra, gli attacchi dal palco alla CGIL e l'addio all'unità sindacale. Il timone passerà adesso con la CISL a Daniela Fumarola. Sempre nella stessa pagina Giuseppe Colombo parla di centrodestra e parla giustamente di pace fiscale subito. Lega alla carica, prudenti gli alleati. Siamo sempre su Repubblica. Tira fuori la carta che conta. È la prova che serve a giustificare l'urgenza di una nuova rottamazione delle cartelle fiscali e a lanciare un avviso agli alleati che recita grosso modo così: la pace fiscale va chiusa entro la primavera. Ecco il jolly di Matteo Salvini. Ci sono 380 miliardi di euro regolarmente dichiarati da cittadini e imprese tra il 2017 e il 2023. 380 miliardi di euro e non incassati dallo Stato. Mette nero su bianco in una nota a poche ore dal Consiglio federale della Lega convocato d'urgenza. In realtà il menù della riunione in programma oggi a Montecitorio è molto più ricco e delicato, scrive Repubblica, non tanto per le regionali, le amministrative e l'autonomia, il convitato di pietra è il congresso in programma a marzo, cioè la vedevi se non tirava fuori il congresso Repubblica. Una questione per volta: prima le tasse, Salvini ne parla al telefono con i responsabili economici del partito, tutti concordi nel ritenere che Fratelli d'Italia e Forza Italia sono al fianco del carroccio, ma i dubbi dei fratelli sulle coperture, la priorità al taglio dell'IRPE per il ceto medio, rivendicata dal leader degli azzurri Tajani, sono segnali che il segretario del carroccio non vuole e non può trascurare. Per questo tira in ballo il programma di governo con cui il centrodestra ha vinto le elezioni del 2022. La pace fiscale è uno dei punti principali. L'altro asso nella manica di Salvini è Giorgetti. Il ministro dell'economia è già al lavoro con la ragioneria per mettere a punto uno schema che tenga insieme la battaglia politica della Lega e la tutela delle finanze pubbliche. Tra le ipotesi allo studio c'è la possibilità di aprire la nuova rottamazione solo a chi non è riuscito a pagare le tasse a causa del caro bollette o del Covid. Il tema dei costi è attenzionato anche da Palazzo Chigi. Giorgia Meloni sarebbe favorevole alla pace fiscale di Salvini, ma a patto che non si mettano a rischio i conti. Intanto un'altra rottamazione, la Quater, genera fibrillazioni al Senato. Per sbloccare mille proroghe il governo deve ritirare e riscrivere l'emendamento che riapre la definizione agevolata per chi è decaduto. Salta l'allungamento dei termini per aderire al concordato. Forza Italia è contraria, ma il viceministro dell'economia Lega, Leo, forza la mano per salvare il resto delle modifiche. Il fisco agita il governo, scrive sempre Repubblica. L'ultima segnalazione da Repubblica: Giovanotti accende la prima serata, ma la star è il Papa. A sorpresa il pontefice in video, la musica strumento di pace, spettacolo di Lorenzo che invade la strada e il teatro con i Rockin, sul palco i 29 cantanti in gara, ovazioni per Giorgia e Cristicchi, nel finale il saluto a Emischilla che si è ritirato dalla competizione. Questo il paginone e non solo sul quotidiano Repubblica, perché anche qui si parlano dei demoni di Fedez. Pago errori gravi, spero di reggere, speriamo davvero. E poi Rai, patria e famiglia nel festival prudente che teme le provocazioni, la politica acquattata, terrorizzata dallo scivolone, i vertici di Viale Mazzini fedeli alla linea Meloni, niente guai. Insomma, Repubblica ci mette dentro che è colpa del governo Meloni. Intervista a Edoardo Bennato: sono solo canzonette, ma meglio l'amore delle tribune elettorali. Noi che pensavamo che gli piacessero le tribune elettorali, almeno certe tribune. Siamo alle 8:59, ci fermiamo signori, c'è la pausa, la canzone indipendente che solo Radio Libertà vi fa ascoltare, ma oggi è un canzoncione perché questa sera tra i super ospiti alla serata del festival, e lo so che piace a molti di voi, i Maneskin qualche cosa di buono hanno pure fatto, ma oggi sarà pure vestito da uomo, mi dicono.
Sarà l'effetto Trump? Questa sera a Sanremo arriverà Damiano David. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Musica indipendente? Questa comunque è una musicona, può piacere oppure no, è Damiano David, certo il frontman o l'ex frontman dei Maneskin, con la nuova Nothing Break Like a Heart. Questa sera sarà ospite al Festival di Sanremo, anche per proporre il suo concertone di ottobre, che al momento insomma non è proprio pienissimo. È chiaro che vestito da uomo sembra quasi più carino. Chi è in arrivo? Arriva Alessandro Morelli. va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
Una fotografia dell'Italia di oggi, 10 minuti oggi soltanto e mi devo scusare con voi ascoltatori, ma soprattutto con il senatore Alessandro Morelli perché stiamo cambiando alcuni congeni elettronici e ne sa qualcosa Alessandro Morelli di radio perché l'ha fatta per tanti giorni. Buongiorno Alessandro, ben trovato. Buongiorno a te Semi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, che cosa c'è oggi sui giornali che ti ha colpito in modo particolare? Dai, oggi facciamo un po' anche i giornalisti. Prima di tutto la domanda stupidissima. Quanto sei stupido oggi, Sammy Varin, se un sottosegretario alla presidenza del Consiglio guarda Sanremo o comunque se ti è pervenuto un apostrofo eco della serata, primissima serata del Sanremone nazionale. Ti è giunto qualche cosa, Alessandro? Guarda Sammy, una rivelazione, per la prima volta nella vita sono andato a Sanremo. E mi alzo in piedi, signori, mi alzo in piedi. Ho colto l'occasione perché ieri abbiamo deciso di fare una conferenza stampa legata agli investimenti che la programmazione economica ha effettuato per la regione Liguria sul fronte della sanità, sul fronte delle infrastrutture, per quanto riguarda le necessità appunto di regione Liguria, e ho allungato leggermente il tragitto per andare appunto a Sanremo. Ottimo, stavo per parlarne. E a proposito della solita domanda, a proposito di stupidità che i giornalisti non hanno mancato di fare, scusi lei è antifascista, ti sembra che questi continuino ancora? Cioè, ormai è una tortura per chiunque. Guarda, francamente Sammy, io direi di chiudere questa storia, far parlare questi che ritengono ancora possibile fare domande di questo genere, necessario fare domande di questo genere, francamente li lascerei però nel loro brodo. Io penso più a quanto sia importante cogliere l'occasione. Ieri appunto ti dicevo abbiamo deciso di investire, promuovendo chiaramente l'iniziativa attraverso Regione Liguria, importanti economie. Per quest'anno il Fondo Sanitario Nazionale prevede 3 miliardi e 300 milioni, 100 milioni in più rispetto all'anno precedente, esattamente in linea con le scelte del governo di aumentare i fondi sanitari nazionali. Quindi capite? Stiamo perdendo Alessandro, vediamo se ritorna l'audio. Eccoci. Quindi capite che mentre si fanno polemiche che vanno in prima pagina su questa roba ancora dell'antifascista, c'è chi lavora sul fabbisogno sanitario. Ci sono le prime pagine ancora, dici Sammy? Ah sì, assolutamente sì, non si manca. Vabbè, ma guarda, io ritengo che finché l'opposizione, per opposizione chiaramente la prendo molto larga, quello sì che è un vero campo largo, quella dei giornalisti, quella dei magistrati, quella di certi enti, addirittura istituzioni che vanno contro questo governo di centrodestra e la scelta che gli italiani hanno fatto, finché lo fanno in questa maniera, ben venga, coprano i giornali, tanti giornali oramai sappiamo quanto vendono e purtroppo quanto anche a causa di queste linee editoriali, quale sia la credibilità di questi giornali. Quindi vadano avanti, noi serenamente facciamo il nostro lavoro e appunto promuoviamo per esempio il grande progetto di partenariato pubblico-privato Lega ha sostenuto in Regione Liguria il rifiuto di gran parte dell'ospedale Gaslini di Genova, l'ospedale dei BAM, uno degli ospedali più famosi per quanto riguarda l'infanzia, che è un fiore all'occhiello chiaramente della Regione Liguria, un fiore a livello nazionale, ma che appunto vedrà una nuova vita, una nuova primavera anche grazie al lavoro della Lega che nel mio caso è una presidenza del Consiglio, ma in ogni luogo sta facendo quello che deve fare innanzitutto per portare a casa dei risultati. Purtroppo questo tema però non lo vedrai sulle prime pagine che hai citato.
Infatti, ma non c'è neanche all'interno, ragazzi. È per quello che io vi dico: seguite i politici della Lega, seguite Alessandro Morelli sui social, perché è l'unica soluzione per capire cosa si sta muovendo sotto traccia, come l'Italia sta migliorando giorno dopo giorno. So che ieri l'altro sei stato ospite anche all'evento promosso da Gestione Navigazione Laghi alla BIT di Milano per parlare del turismo lacustre come volano per l'economia dei territori, ma poi ricordiamolo, manca ormai un anno, solo un anno, all'inaugurazione dei Giochi Olimpici. Esatto, per quanto riguarda la navigazione laghi, che è un ente del Ministero dei Trasporti di Matteo Salvini, non possiamo che sottolineare il successo degli ultimi anni, grazie anche chiaramente alla promozione internazionale che i grandi laghi del nord hanno avuto, in particolare il lago di Como, il lago Maggiore con le isole Borromè e il lago di Garda con il turismo che soprattutto arriva dall'Austria, ma devo sottolineare come lo spunto, il comandamento numero uno della navigazione laghi sia il servizio pubblico locale, quindi il trasporto dei nostri concittadini che vivono sul lago da un paese all'altro semplicemente per andare a scuola, per andare al lavoro, e dall'altra parte citavi, eravamo alla BIT in quell'occasione, la Borsa Internazionale del Turismo, il successo di questi laghi negli ultimi anni, la crescita negli ultimi anni per quanto riguarda appunto il settore turistico. Ricordo che per esempio il sistema turistico ricettivo del lago di Garda conta 28 milioni di presenze all'anno. 12 milioni sono le persone trasportate dai battelli della navigazione laghi, 700.000 le automobili che possono evitare di fare il giro intorno ai laghi, che chiaramente anche per questioni orografiche spesso hanno strade che presentano maggiori difficoltà legate al traffico. Ecco, chi sceglie questo tipo di trasporto fa una cosa buona, chiaramente, piega meno tempo e sicuramente dà uno spunto in più di investimento legato appunto al trasporto pubblico locale e al successo della ricettività, quindi la creazione di maggiori economie su quei territori. E noi da sempre facciamo il tifo per i nostri territori, nord, centro, sud, uniti sì, ma come dico sempre io, all'interno delle responsabilità e speriamo presto dell'autonomia. Ci dobbiamo fermare, Alessandro Morelli, come ti dicevo, questioni tecniche, dobbiamo aggiustare due situazioncine e tu che hai vissuto la radio con noi sai che cosa vuol dire essere in onda. Grazie come sempre per la tua presenza su Radio Libertà. Grazie a tutti voi, ricordando l'impegno della Lega per quanto riguarda la pace fiscale, che è il tema dei temi sui quali ancora una volta i giornali cercano di buttarla in cacciare, in polemica, ma in realtà grazie alla Lega riusciremo a portare un ulteriore grande risultato agli italiani. Assolutamente sì, e soprattutto voi, amici ascoltatori, orecchio all'apparecchio, perché come avete sentito certe cose le diciamo solo qui su Radio Libertà. Grazie ad Alessandro Morelli, alla prossima. Avete ascoltato l'Italia da fare.